Alessandro Winkler, nella vita professionale è un dentista, ma quando si toglie il calice diventa un vignaiolo. Siamo a Cappella Maggiore, qui ci sono i tuoi vigneti. Perché hai sviluppato questa passione? In realtà è una passione non specificamente enologica o vitivinicola, ma è una passione che ho fin da bambino per la natura e la biologia in senso lato. E quindi quando da grande ho avuto l'opportunità di un po' per staccare dalla routine di ambulatorio, un po' per fare un qualcosa di diverso che fosse all'aria aperta a contatto con la natura, è stato giocoforza accostarmi all'agricoltura, che nelle nostre colline sostanzialmente è viticoltura. Un gruppo di amici poi mi hanno coinvolto in un progetto che fermentava da alcuni anni ma che faceva fatica a trovare una sua collocazione, diciamo, razionale di valorizzazione di un antico vitigno delle nostre colline, che è il vitigno La Boschera, e quindi da cosa nasce cosa e pian piano è nata questa realtà. La Boschera è un'uva storica, un'uva che viene comunemente chiamata autoctona, anche se a rigore, parlando con genetisti, ampelologi, non sarebbe propriamente certa la sua origine nelle nostre colline. Pare che abbia dei parenti addirittura siciliani, quindi sicuramente è un vitigno tipico, è un vitigno che era molto diffuso fino a un centinaio d'anni fa e che gradualmente negli ultimi decenni, con l'industrializzazione della viticoltura nelle nostre colline, ha trovato sempre meno spazio, e per cui gradualmente quando venivano estirpati dei vecchi vigneti e venivano reimpiantati non trovava più la sua collocazione. Ma io mi sono innamorato di alcuni assaggi, oltre al concetto di salvaguardia, di biodiversità, di tipicità locale, che già la cosa aveva e quindi poteva già stuzzicarmi, e mi sono appassionato quando ho iniziato a sentire, a assaggiare alcune prove, micro vinificazioni di alcune piccole partite di uva comprate nel territorio che sarebbe più tipico della Boschera, che è il fregonese, perché ancora adesso la Boschera esiste perché ha una sua collocazione come componente obbligatoria del torchiato di Fregone. Com'è andata l'annata 2020? È stata buona sotto il profilo della produzione, sotto il profilo anche agronomico, oppure no? Da un punto di vista agricolo in campo bisogna precisare che la mia azienda agricola è certificata biologica, per cui abbiamo la fortuna di essere in una zona vocata come esposizione e quindi già siamo facilitati in questo, però noi dipendiamo moltissimo dal tempo e dalle condizioni meteorologiche, e l'annata 2020 quindi è stata un po' difficile da un punto di vista della difesa dalle principali malattie fungine della pianta. E dato che noi in pochi ettari abbiamo diverse varietà, perché oltre alla Boschera abbiamo Verdiso, Prosecco, Pinot Nero e Chardonnay, abbiamo avuto delle rese diverse sia in quantità che in qualità a seconda dei vitigni. Comunque, volendo fare una media, è stata un'annata abbastanza buona da un punto di vista qualitativo e sicuramente non particolarmente abbondante come quantità.